Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un notiziario, quello di oggi, ricco di notizie di cronaca, perché purtroppo la nostra regione continua ad essere bersagliata da criminali. Nell'ultimo caso ad essere presa di mira ancora una volta sono le attività commerciali del centro di Treviso, ladri in azione alla trattoria al Bassanello e poi ancora ladri alla pasticceria Nascimben, delle attività dunque che sono particolarmente note in città e che diciamo, visto il susseguirsi di episodi di questo tipo, si sta riaccendendo il dibattito sull'opportunità di effettuare anche una manifestazione di piazza, così come era stato annunciato giusto 2 settimane fa dal titolare di Tonino Pizza dopo l'ennesima spaccata. Per parlare di questo, ma anche di un altro episodio di violenza che si è verificato ieri alla stazione delle Corriere, ci colleghiamo quindi subito con il centro di Treviso, con la nostra Elena Dal Forno assieme a Alberto Pivetta per la parte tecnica. A te Elena, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, naturalmente buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo qui con Fabrizio Bisori, che è il titolare di Infinity Smoke, che è un locale commerciale, un negozio in via Roma. Parleremo fra pochissimo della violenza che si è consumata qui proprio nella stazione delle Corriere, dove mi trovo in questo momento con Fabrizio, ma parliamo prima di ancora 2 spaccate e probabilmente sempre della stessa mano. Nella notte all'1:15 al Bassanello una persona, come riferisce il titolare, probabilmente già ubriaca perché ha lasciato una bottiglia di amaro per terra, ha cercato in tutti i modi di sfondare le porte, addirittura con il cavalletto di una bicicletta che poi ha buttato nel giardino di alcuni vicini. Subito dopo o subito prima, adesso le indagini saranno rese note ovviamente più avanti, si sarebbe recato da Nascimben, che è proprio lì vicino, quindi prima Viale Fratelli Cairoli, e a circa un 150-200 metri sarebbe andato da Nascimben, e anche lì per l'ennesima volta un'altra spaccata. Si tratta di spaccate che hanno veramente condizionato la città nell'ultimo mese e mezzo, e spaccata di cui è stato vittima anche Fabrizio Bisori con il suo locale. Ecco, proprio per parlare prima di spaccate e poi della situazione qui della stazione delle Corriere dei ragazzini, sentiamo proprio l'opinione di un titolare, di un commerciante, e chiediamo anche se aderirà alla manifestazione che Tonino Pizza sta cercando di mettere in piedi. Allora, buongiorno. Sì, noi siamo stati vittima di una spaccata circa 1 anno e mezzo fa più o meno, quindi penso non sia lo stesso soggetto che le sta facendo tuttora. Tuttavia questo sta a dimostrare che il problema delle spaccate c'è da molto tempo e non si è ancora fatto nulla, dato che soprattutto nell'ultimo mese e mezzo è un fenomeno in crescita costante, quasi tutti i giorni c'è 1 o 2 spaccate, e non capisco come sia possibile che questi soggetti o questo soggetto che sia non riesca a essere catturato, o comunque con tutte le telecamere che ci sono a Treviso non si riesca ad avere un frame in cui si vede chi è, quello che fa. Per esempio nel nostro caso le telecamere hanno catturato le immagini di chi fosse stato, ma non è stato fatto nulla, quindi questi soggetti non sono mai stati catturati, non sono mai stati puniti, e chissà magari quante altre spaccate hanno fatto dopo la nostra. Ecco, c'è chi chiede più telecamere, più sorveglianza notturna degli agenti di polizia. La vostra opinione, il vostro sentiment qual è? Allora, diciamo che io, lavorando qui in stazione, ho un po' un quadro generale sulla zona più calda di Treviso ormai da quasi 1 anno, e i controlli, come dicono sempre, ci sono, certo, è vero, ma mattina e primo pomeriggio, come si può logicamente capire, non sono orari, tranne magari quello della pausa pranzo, in cui ovviamente tutti i ragazzini arrivano, in cui i controlli sono efficaci e sono ben distribuiti. Logicamente quando vedi che alle 4, 4 e mezza, alle 2, 3, a volte 4 pattuglie se ne vanno, e poi lì, da lì a poco comincia a far buio, comincia a arrivare, diciamo, la peggio gente. Quindi sì, secondo me i controlli andrebbero sicuramente implementati, ma sicuramente ridistribuiti in maniera da avere copertura sulle fasce orarie più pericolose e potenzialmente in cui vengono commessi più crimini. Anche spesso negli orari di pranzo in cui arrivano tutte le navette dei ragazzi i controlli sono veramente pochi e dovrebbero essere implementati, dato che ci sono stati molti episodi di violenza
proprio qua in stazione, proprio nell'orario in cui i ragazzini prendono l'autobus. Ecco, proprio mi hai dato, grazie Fabrizio, l'aggancio per parlare dell'ennesima violenza che si è consumata ieri qua proprio in stazione delle Corriere intorno alle 15. 2 ragazzini che si conoscevano, un ragazzo di origine marocchina ma nato a Venezia e un ragazzo anche questo di origine straniera, entrambi minorenni. Non abbiamo saputo se stavano salendo per andare via o stavano arrivando, ma fatto sta che dopo qualche insulto sono arrivati alle mani e addirittura uno ha preso a pugni, ma veramente pugni forti, perché ha causato addirittura la perdita di 3 denti. Ha preso a pugni, dicevo, l'altro ragazzo, gli ha causato appunto perdita di 3 denti, il ragazzo che è stato immediatamente soccorso, portato al Cafoncello, naturalmente medicato. L'altro ragazzo invece è scappato, ma si conosce benissimo chi è e quindi diciamo che sarà assolutamente preso, ma essendo minorenne bisognerà valutare chiaramente le conseguenze. Facevamo proprio un discorso sui ragazzini minorenni che girano in stazione, quindi qui non si tratta di baby gang, ma Fabrizio ha un po' il polso della situazione. Ecco, che cosa vede tutti i giorni? Allora, diciamo che ormai chi gira qua in stazione sono i soliti noti, quindi sappiamo benissimo noi chi sono. Mi domando come è possibile che le forze dell'ordine non sappiano chi sono questi soggetti, e ce ne sono sempre tantissimi a qualsiasi ora del giorno, dalla mattina presto quando apro il negozio alla sera tardi che chiudo il negozio, sono sempre qua tutti questi ragazzini. Il grande problema è l'arroganza, secondo me. Diciamo che in questi ragazzini c'è un'arroganza molto spinta anche nei confronti di noi negozianti, che diciamo comunque non facciamo mai niente contro di loro, non abbiamo mai fatto nulla. Anche quando vengono in negozio si pongono in maniera proprio arrogante, presuntuosa, prepotenti, e dopo logicamente da queste situazioni nascono gli episodi di violenza. Se 2 prepotenti si scontrano, che poi non sono mai 2 perché sono sempre in gruppo, almeno 4, 5, 6, anche di più, e logicamente non può che andare così. Quindi io penso che il grande problema dei giovani d'oggi sia appunto questa arroganza, prepotenza, il fatto che comunque sanno che rimangono impuniti, quindi loro dicono lo faccio una volta, non mi succede niente, alla seconda neanche, dalla terza lo prendo come abitudine e comincio a fare un po' quello che mi pare. Quindi sì, secondo me andrebbe, oltre appunto ai controlli, anche cercare di far capire a questi ragazzi che se continuano così ci sono delle pene che insomma gli andranno a condizionare la vita, anche se dubito che possa servire a qualcosa, perché comunque sempre di più, sempre più prepotenti, quindi speriamo nel sindaco che faccia qualcosa, nelle forze dell'ordine che facciano qualcosa, ma sono molto scettico dopo anni di nulla facenza da parte di questi sopracitati. Quindi è un po' un segno di resa anche da parte di Filippo Bisori, come già di Amatruda, che però insomma ha dato battaglia con questa manifestazione che sta organizzando. E proprio per dare voce alla sicurezza, lunedì ci sarà un convegno a Santa Caterina sulla sicurezza con il sottosegretario Ostellari, invitato da Cristian Demma di Furti in Corso. Quindi ricordiamo questo grandissimo e importantissimo convegno per la cittadinanza lunedì a Treviso, a Santa Caterina, la possibilità per tutti di parlare col Ministero. Io ti restituisco la linea, Marta, e saremo un po' più approfonditi nei TG della sera. Grazie a Elena Dal Forno con Alberto Pivetta per la parte tecnica. C'è anche un'altra notizia collegata a quanto stavamo appunto dicendo, ed è la reazione della Polizia di Stato a quanto accaduto il 10 di gennaio, giusto 2 settimane fa. Sabato pomeriggio ci fu una rissa violenta in via Fiumicelli. Ebbene, il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso 7 provvedimenti di divieto d'accesso a pubblici esercizi, il cosiddetto DASPO urbano, nei confronti di altrettanti cittadini egiziani d'età compresa tra i 24 e i 29 anni, responsabili della violenta rissa che si era consumata appunto a Treviso in via Fiumicelli. Era appunto circa le 3 del pomeriggio di sabato 10 quando alcuni equipaggi dei carabinieri furono chiamati per la segnalazione di una rissa che vedeva coinvolti diversi cittadini stranieri. Sul posto venivano identificati 7 giovani egiziani, 3 dei quali già aggravati da precedenti penali o di polizia, che dalla successiva visione delle telecamere di videosorveglianza risultavano tutti colpevoli nell'episodio
episodio di rissa e venivano pertanto denunciati. Uno degli indagati, un egiziano di 26 anni, nel corso della rissa era stato anche lievemente ferito con un'arma da taglio, probabilmente poi gettata nel fiume adiacente prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I provvedimenti che sono stati quindi emessi dal questore Alessandra Simone hanno una durata di 3 anni. Cambiamo ora argomento, andiamo a Padova per collegarci con la nostra Chiara Gaiani. C'è un presidio e una protesta degli agricoltori e dei consumatori all'ex foro boario di Padova contro il Mercosur, e questo pomeriggio ci saranno anche i trattori che si sposteranno poi in centro città. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori. Ecco, chiedo al collega Cristian Racchiaiende di inquadrare i due primi trattori che sono arrivati qui nell'ex foro boario. Come dicevi, questa è una giornata di mobilitazione organizzata da consumatori e da agricoltori contro il Mercosur, ma in realtà la protesta è più allargata. Io ringrazio Mauro Beccari, che è un agricoltore di Comacchio, quindi siamo nel Ferrarese, che è arrivato qui all'ex foro boario. Qui un primo presidio, poi si sposteranno in centro città con due cortei diversi, uno a piedi da Piazza Garibaldi, mentre da qui si sposteranno verso Piazzale Savonarola i trattori. Poi noi ovviamente lo seguiremo e vi racconteremo da Comacchio, un viaggetto qui per protestare contro questo accordo che l'Unione Europea di fatto si prepara a firmare. Sì, buongiorno a tutti. Infatti siamo venuti a portare solidarietà ai nostri colleghi, perché la situazione è davvero pesante. L'altro giorno ero a Rovigo con i colleghi di Rovigo e loro denunciano un'emorragia di aziende che chiudono perché i nostri prodotti non valgono più niente. Voi pensate che noi il grano ce lo pagano 20 centesimi al chilo e il pane lo trovate a 6, 7 euro, 5 euro al chilo. C'è una forbice enorme, per cui questa manifestazione è per ricordare a chi ha la possibilità. Noi non siamo contro il governo, chi comanda deve porre in atto delle misure per tutelare noi e i consumatori, che sono l'anello debole. L'anello debole perché? Perché noi siamo in Europa, rispettiamo tutti i parametri e tutte le regole che vengono date agli agricoltori europei, e poi vanno a fare accordi con stati fuori dall'Europa, vedi Mercosur, che sono i paesi dell'America Latina, dove non rispettano gli stessi parametri nel coltivare i prodotti come usiamo noi, per cui c'è una concorrenza sleale, ma soprattutto c'è il pericolo di invasione da parte di questi prodotti sulle nostre tavole, e sappiamo benissimo che pur parlando di controlli al massimo arrivano a controllare il 3%, per cui noi non vogliamo essere la merce di scambio, perché abbiamo questa sensazione di essere noi agricoltori come merce di scambio e i consumatori non devono essere cavie. Noi riteniamo che fare accordi, come si dice in inglese, car for cow, sia una cosa deleteria per un intero popolo, non solo per una categoria. Ecco, allora noi vedremo come andrà avanti questo presidio e poi questa manifestazione qui sta piovigginando in questo momento, e in effetti un po' non ci voleva, vero, la pioggia? Beh, sicuramente non è che attiri le persone, però vi ricordo che stiamo nelle piazze come Coapi, è un coordinamento agricoltori e pescatori italiani, siamo a Rubiera in Emilia Romagna e poi giù in meridione ad Avellino, per cui là c'è il sole, sono ben più nutriti, e mi auguro comunque che andare alle 2 la gente si avvicini, perché ne va della nostra salute in modo particolare. Allora, grazie a Mauro Beccari, grazie anche a Cristian Racchiaiende. Ovviamente vi racconteremo questa giornata nei TG di questa sera. Grazie a Chiara Gaiani, buon lavoro ai colleghi della redazione di Padova. Noi ora da Padova andiamo a Venezia per tornare a parlare delle proteste che ormai da diverse settimane stanno accompagnando il teatro La Fenice di Venezia, con i dipendenti che protestano appunto contro la nomina direttrice musicale di Beatrice Venezi. Ieri sera c'è stato
un nuovo volantinaggio con la distribuzione di spillette. Vedo che abbiamo collegata la nostra Edi Kaliman con Simone Merlo per la parte tecnica. A te Edi, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Mi trovo con Loris Antiga dell'RSU del Teatro, che ieri, dopo anche ciò che ha detto Venezzi nell'ultima conferenza stampa, prima volta che ha parlato di questo caso, del caso Fenice come è stato ribattezzato, e della contestazione che voi orchestrali e tutte le maestranze avete fatto contro la sua nomina. Sono tanti i motivi, li abbiamo spiegati proprio in questi giorni. Avete scelto il silenzio, avete scelto di non controbattere per non alimentare, insomma, questi toni così duri come li avete definiti. Ieri però, prima del Simon, avete fatto un volantinaggio, un'opera di volantinaggio con la successivo lancio da parte del pubblico di questi volantini. Intanto chiedo a Simone se riesce a inquadrarlo. Buongiorno Loris, grazie per essere qui. Ciao, buongiorno a tutti. Niente, questo è il volantino che, su una frase molto semplice: la bellezza è verità, la verità è bellezza. Noi non vogliamo dire oltre, perché noi, come sempre, non abbiamo voluto commentare le dichiarazioni del maestro Venezzi, ma vogliamo continuare con questa nomina che secondo noi è assolutamente sbagliata. Una protesta silenziosa la vostra, sì, quella del volantinaggio, e con parole molto eleganti, parole comunque di distensione che mirano a quale obiettivo? L'obiettivo nostro è sempre lo stesso: ci vuole un percorso con un direttore, non si può nominare una persona senza avere un percorso insieme. Questo è un lavoro che si fa da anni. Questo teatro qua è 20 anni che ricostruisce tutto, dall'orchestra, dalle maestranze, c'è un ricambio generazionale incredibile. Io sono qui da 25 anni e quindi ci vuole un percorso. Non c'è stato un percorso e questa è la nostra protesta: il percorso va fatto. Quello che è da sottolineare è la grande adesione del pubblico alla vostra protesta, perché il pubblico sta con voi ed è il primo a chiedere anche le spillette che porti, spillette che sono state realizzate in occasione, ricordiamo, del concerto di Capodanno. Certo, allora noi abbiamo pensato di fare una piccola protesta o un piccolo segno, solo con una spilletta, senza andare a intaccare nulla, senza intaccare a una programmazione come quella di Capodanno che tutti ci seguono da anni. E questo ha avuto un successo incredibile, perché abbiamo richieste da tutta Italia, e non solo dall'Italia, anche dall'Europa stessa. Adesso non riusciamo neanche quasi più a gestire questa cosa, e infatti per fortuna c'è un comitato di abbonati, di gente che viene da tantissimi anni a teatro e sa cosa vuole, sa cosa noi chiediamo, e ci appoggiano e adesso ci aiutano, e comunque già 10.000 spillette sono andate a ruba. E che grazie a questo comitato comunque continuerete a far crescere e distribuire alle persone che ve lo stanno chiedendo. Certo, adesso appena avremo un attimo di tempo riusciremo a trovare un canale più facile, anche perché per acquistarlo, per la spedizione, adesso c'è stato un aiuto un po' di tutti, dall'orchestra, coro, maestranze, tutti quanti ci hanno aiutato anche a spedire. È un secondo lavoro che non possiamo fare assolutamente. E che non vi aspettavate, immagino? No, non ci aspettavamo assolutamente. L'ultima domanda che volevo farti, Loris, è come vivete questo appoggio del pubblico? L'appoggio del pubblico è la cosa, è come la benzina per un motore. Noi viviamo per il pubblico, noi viviamo per la gente, per il pubblico, e quando scriviamo la bellezza, l'amore, è perché noi amiamo questo teatro e non abbiamo una protesta contro una persona, ma abbiamo contro una nomina della persona, e la stessa persona dovrebbe capire che dovrebbe fare un percorso prima di accettare un incarico apicale del genere. È una prassi che si fa, lo so, però questo va assolutamente sottolineato. Toni Pacati, dunque, dalla Fenice, in risposta invece alle dure parole che la stessa Venezia aveva pronunciato a inizio settimana. Questa è la posizione dell'RSU. Marta, se non hai domande, con Simone Merlo dalla Fenice, ringraziando te, Loris, te la linea. Grazie a voi.
Grazie a Edi Kaliman. Noi continuiamo a restare a Venezia per la cronaca giudiziaria con l'inchiesta Palude. Nell'udienza preliminare in aula bunker a Mestre il GUP ha ammesso Comune e Città Metropolitana come parti civili ed ha escluso la CGIL nel processo che vede come principale indagato il sindaco Luigi Brugnaro. Ci sono state diverse eccezioni sollevate dalle difese degli imputati rispetto alla costituzione degli enti territoriali, anche degli enti territoriali ma non solo, tra cui appunto il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia che assistiamo. Abbiamo naturalmente avuto la possibilità di replicare alle eccezioni di inammissibilità di queste costituzioni. E dopo essersi ritirato per più di un'ora in Camera di Consiglio, il giudice per le udienze preliminari Andrea Innocenti ha deciso che sia Comune di Venezia che Città Metropolitana saranno parte civile nel processo dell'inchiesta Palude, che vede imputato tra gli altri il sindaco Luigi Brugnaro, assente nell'aula bunker di Mestre, così come la maggior parte degli imputati. Ammesse anche le holding di trasporti veneziana AVM e ACTV e l'Associazione Libera. Rispetto ovviamente al Comune di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia non è stata sollevata alcuna questione da parte della difesa del dottor Brugnaro. Giustamente è stata esclusa la CGIL Metropolitano. Per quanto riguarda l'Associazione Libera, nel proprio statuto ha anche una previsione di tutela rispetto alla corruzione, in astratto era legittimata e il giudice l'ha ammessa come parte civile. Una decisione ragionevole e ben motivata che ritengo assolutamente prevedibile anche nella nostra rappresentazione. Il tribunale, il giudice, chiedo scusa, ha riconosciuto che i meriti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro sono meriti totalmente eccentrici rispetto all'oggetto di questo processo e quindi correttamente la CGIL è stata esclusa come parte civile. Se tutti i soggetti che si ergono a tutori della legalità sul territorio potessero costituirsi parte civile in ogni processo, le aule di tribunale diventerebbero degli stadi. Il giudice ha deciso di escludere il sindacato dalle parti civili perché, ha scritto nell'ordinanza, al cospetto di condotte che si collocano su un piano differente dall'azione prioritaria del sindacato, non può oggettivamente sostenersi che la CGIL di Venezia risulti danneggiata dai reati per cui si procede. Ma il sindacato non molla. È difficile, secondo noi, pensare che un'economia intossicata per 7 anni dai reati di cui stiamo parlando nel processo non abbia prodotto, per esempio, fallimenti di imprese oppure abbia impedito il sorgere di imprese rispettose delle normative sul lavoro, senza che questo non abbia prodotto danni ai lavoratori. Per esempio, un'impresa che fallisce fa sì che i lavoratori perdono il posto di lavoro. Se prendiamo atto di questo provvedimento, sottolineando che se il processo arriverà a dibattimento su disposizione dello stesso giudice di oggi, rinnoveremo l'atto di costituzione delle CGIL come è possibile, con le necessarie e opportune motivazioni. Dopo i patteggiamenti, gli imputati sono oggi 27. La prossima udienza sarà il 13 febbraio. Ed ora ancora cronaca giudiziaria con gli ultimi sviluppi sull'omicidio del barman Sergiu Tarna. Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere per Riccardo Salvagno, il vigile che ora è detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso il giovane. È stata un'udienza molto impegnativa sotto vari profili, vi era presente anche il pubblico ministero e le questioni che sono state sottoposte al Tribunale del Riesame sono molte, sia di natura procedurale sia di merito. Mentre gli inquirenti continuano a cercare l'arma del delitto e nell'arco di una decina di giorni dovrebbero avere l'auto ancora ferma in Spagna, si è svolta l'udienza del riesame chiesto dall'avvocato difensore di Riccardo Salvagno, in cui è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il vigile detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna la notte del 30 dicembre scorso. Dunque niente arresti domiciliari. Lui non ha
un chiaro ricordo delle fasi che hanno caratterizzato l'omicidio del povero Tarna e ovviamente progressivamente immagino che maturerà delle valutazioni, che deve ancora mettere a fuoco correttamente e completamente ciò che è accaduto. I prossimi passi è anche capire su quale direttrice andranno le indagini preliminari, anche a seguito dell'arresto del presunto complice dovremo capire che tipo di atteggiamento terrà il signor Vescovo rispetto alle accuse che sono mosse dalla Procura della Repubblica. Contemporaneamente il difensore di Vescovo, già in cura al centro di salute mentale, farà eseguire gli accertamenti sul suo stato psichico. Ho nominato come consulente di parte il professor Sartori, che la prossima settimana si recherà in carcere per fare una doppia valutazione, una relativa alla compatibilità carceraria in relazione a quella che è la somministrazione di farmaci di cui da diversi anni necessita il Andrea Vescovo, l'altra per valutare in relazione alla patologia, vedremo quale, se questa ha avuto o avrebbe o avrà una rilevanza nel contesto criminoso di cui ci stiamo occupando. Ho comunque presentato l'istanza di riesame, vediamo se coltivarla oppure no. L'appuntamento per l'interrogatorio del pubblico ministero sarà da qui a una decina di giorni. Intanto la prossima settimana il 38enne di Spinea potrà incontrare la madre che non ha più visto dal giorno dell'arresto. 1 anno e mezzo di reclusione per l'automobilista austriaco che nell'estate del 2024 investì una macchina sulla statale Valsugana a perdere la vita, un bimbo di 23 mesi di Torri di Quartesolo. 1 anno e 6 mesi di reclusione è la pena patteggiata dall'automobilista austriaco Michael Singer, di 46 anni, responsabile del drammatico incidente avvenuto il 12 agosto 2024 sulla statale Valsugana, a Pove del Grappa. L'uomo, alla guida di una Volkswagen Touran, perse il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e si schiantò contro l'auto su cui viaggiava una famiglia vicentina. Nella carambola rimasero ferite 9 persone. Il più grave, il piccolo Lorenzo Albanese, di appena 23 mesi, di Torri di Quartesolo, fu trasportato d'urgenza in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo, dove morì dopo 18 giorni di agonia. Secondo le indagini, l'imputato procedeva a velocità sostenuta e non riuscì a evitare l'impatto. Il processo si è celebrato davanti al Tribunale di Vicenza. La famiglia del bambino è già stata risarcita dall'assicurazione. Ai danni di un giovane nell'area del cavalcavia Borgomagno, la vittima, un 22enne che passava in bicicletta, ha rimediato anche un pugno in faccia. Il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri. Ancora una rapina, ancora una volta nell'ANSA del cavalcavia Borgomagno, precisamente qui in via Toti. Martedì intorno a mezzanotte un giovane di 22 anni sta arrivando in bici quando viene fermato da un gambiano di 27 che gli offre della droga. Lui rifiuta, ma alla richiesta di fare una telefonata da parte dello straniero ingenuamente passa lo smartphone. Telefono in mano, il 27enne fugge in direzione del park di via Annibale da Bassano, dove viene raggiunto dal derubato che riesce a fermarlo, ricevendo un pugno dritto in faccia per garantirsi la fuga. Nel frattempo è scattata la richiesta d'aiuto al 112. I carabinieri di Padova arrivano e in pochi minuti rintracciano il gambiano senza fissa dimora e con diversi precedenti e lo arrestano. Un episodio che riaccende i riflettori su un'area a rischio della città. Questi episodi dimostrano come di fatto viene negato uno dei diritti sacrosanti dei cittadini, che è la libertà di potersi muovere in bici come ci è stato raccontato, la libertà di poter fare impresa come accade agli imprenditori qui dietro che hanno attività come bar e proprio ristoranti che di fatto sono ostaggio anche loro dei continui episodi di criminalità e di spaccio. Area di passaggio ricca di abitazioni e anche di attività produttive, queste del Borgomagno, dove una commerciante ha reagito alzando una cancellata di 50 metri per la modica cifra di 35.000 euro per difendere la sua azienda. Se il rapinatore è stato arrestato è grazie al tempestivo intervento dei carabinieri
stranieri a cui va il grazie di chi vive e lavora qui. Ricordiamo che questa è zona rossa, quindi la loro presenza e i loro interventi dimostrano come la zona rossa sia anche uno strumento assolutamente efficace. Noi riteniamo che la sicurezza debba essere integrata da altre azioni di carattere preventivo, però certamente quella di carattere repressivo, che in realtà significa presidio del territorio, controllo con le pattuglie e funzione di deterrenza che questa presenza assume nei confronti dei cittadini. Quindi io penso che siano tutte azioni di buon senso. Negarne l'efficacia, come sta facendo questa amministrazione, è un approccio negazionista che non fa altro che fomentare il problema anziché risolverlo. Ed ancora a Padova, dove sono 4 gli stranieri che sono stati fermati dalla polizia dopo che erano saliti su un autobus armati di coltello e completamente ubriachi. Erano completamente ubriachi e stavano molestando i passeggeri armati di un coltello, i 4 stranieri fermati a Padova dalla polizia dopo che verso le 20:30 al 113 è arrivata la segnalazione dell'autista del mezzo pubblico sul quale stavano viaggiando. 2 le volanti della questura arrivate in piazzale della stazione, dove l'autobus aveva ripreso la sua corsa visto che i 4 stranieri erano scesi. Da un controllo e grazie alle indicazioni fornite dall'autista, gli agenti hanno rintracciato il quartetto sotto i portici del piazzale, trovando poco lontano anche questo coltello con una lama di circa 10 centimetri, di cui i 4 avevano tentato di disfarsi. I fermati sono un marocchino di 38 anni, irregolare in Italia e con una lunga serie di precedenti e denunce, e 3 egiziani regolari, uno dei quali con alle spalle diversi precedenti. Oltre alla denuncia per tutti sono scattati diversi provvedimenti amministrativi firmati dal questore Marco Dorisio. Per tutti è scattato un daspo di 3 anni, per gli egiziani anche un daspo di 3 anni dai locali dell'area della stazione. Uno degli egiziani è stato raggiunto anche da un avviso orale. Per il 38enne marocchino è stato disposto l'allontanamento dall'Italia e l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. E ritorniamo nel Trevigiano ora per parlare del caso di meningite. Uno studente di 16enne residente nell'Opitergino è stato colpito da meningite da meningococco di tipo B. 121 le persone sottoposte a profilassi tra compagni di scuola, amici, familiari e altre persone che avevano avuto contatti con il ragazzo come il personale sanitario. Il giovane è stato ricoverato in neurologia, poi trasferito nel reparto malattie infettive del Cafoncello. Migliorano le condizioni del ragazzo di 16 anni colpito da meningite, ricoverato da mercoledì al Cafoncello dopo la comparsa di febbre alta, forte mal di testa, rigidità nucale. Residente nell'Opitergino, a scuola in un istituto superiore di Conegliano, il giovane presentava sintomi che hanno fatto immediatamente scattare gli accertamenti, dai quali è emersa la diagnosi di meningite di tipo B, il ceppo contagioso, di cui l'immediata indagine epidemiologica e la profilassi per 121 persone. Noi la prima cosa che i nostri uffici, e ringrazio anche tutto il servizio di igiene pubblica per il lavoro che hanno fatto, sono state ovviamente testate, fatto la profilassi per 121 persone che ovviamente non hanno certamente il rischio, ma sono state a contatto con la persona che ovviamente aveva il meningococco. Quindi per garantire tutte le famiglie e i contatti di scuola eccetera è stata fatta una profilassi così generalizzata. Nello specifico sono state sottoposte a profilassi antibiotica 20 persone tra familiari e amici, 43 tra compagni di classe ed insegnanti, 23 soccorritori ed operatori sanitari, 28 altri contatti extrascolastici del sedicenne. Attualmente lo studente presenta una sintomatologia contenuta con un decorso clinico favorevole. Il giovane era stato regolarmente vaccinato contro il meningococco B, avendo completato il ciclo vaccinale con 2 dosi nel corso del 2024. E proprio la vaccinazione potrebbe aver contribuito ad una forma clinica meno severa della malattia, che altrimenti può avere conseguenze anche fatali. Il ragazzo era vaccinato, però come tutti sappiamo i vaccini hanno una componente del 5-10% dove che in una situazione magari di calo dell'immunità o di deficit dovuto a altri stress, lo stesso, nonostante il vaccino, ovviamente il meningococco può attaccare la persona, quindi può infettare la persona. Però assolutamente la differenza qual è? Di chi non è vaccinato rischia
anche la morte. Chi è vaccinato, ecco, come il caso del nostro ragazzo, del nostro giovane, prende la patologia, ma poi ovviamente come ne sta uscendo sta meglio e non ha ovviamente altre sequele importanti. La situazione è costantemente monitorata, l'ULSS 2 rassicura la popolazione in quanto sono state adottate tutte le misure di prevenzione previste per la tutela della salute pubblica. Restiamo nel trevigiano, shock tra Caerano e Montebelluna, dove una donna di 43 anni, vigilessa, ha accusato un malore fatale mentre si stava dirigendo al lavoro appena uscita di casa. Chi l'ha vista ha tentato comunque di aiutare, praticando il massaggio cardiaco nell'immediatezza, chiamando i soccorsi. Nei vicini di casa, negli operatori del SUEM 118, arrivati con tempestività sul posto, sono riusciti però a salvare la vita di Anna Maria Broda, 43 anni, mamma di 2 figli, una bimba di 10 e un bimbo di 8. La donna, dopo aver accusato un malore, probabilmente un infarto, si è accasciata a terra mentre usciva dalla sua abitazione di via 30 Aprile a Caerano San Marco. La tragedia verso l'1 del pomeriggio, la donna si stava recando al lavoro al comando di polizia locale di Montebelluna, dove era arrivata nel 2019 e subito si era distinta per dedizione e professionalità. Increduli e addolorati, dice il comandante della polizia locale Paolo Scarpa, fatica a trovare le parole il sindaco Adalberto Bordin. Anna Maria aveva la mia età, l'ultima volta ovviamente l'ho vista l'altro giorno perché era impegnata con gli altri colleghi della polizia locale qui per il passaggio della fiamma olimpica, quindi in un momento di festa. Dopo qualche tempo, insomma, per qualsiasi comune siamo tutti una famiglia, quindi sono veramente scosso da questa tragedia. Lutto anche tra i volontari di protezione civile che hanno dovuto recuperare il corpo esanime della donna. Collaboravamo sempre con lei, è un grande dolore, dice il presidente Antonio Netto. In via 30 Aprile, nell'immediatezza della tragedia, sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e la stessa sindaca di Caerano, Francesca Altin, che ha parlato con la madre di Anna Maria. Il padre da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Mi hanno detto che in questi giorni stava facendo dei controlli. Qualcosa, forse era già successo un altro svenimento e aveva pochi giorni fa fatto dei controlli proprio in ospedale. Nulla però che potesse far presagire un epilogo del genere. Anna Maria, che era anche catechista, era una persona dinamica ed energica. Mi hanno detto che era appena rientrata dalla corsa, era andata a correre, fatta la doccia, partiva per andare a lavoro. Anna Maria Broda lascia anche i genitori con cui viveva insieme, accanto ai figlioletti, entrambi allievi alle scuole elementari. A loro va ora il pensiero di tutti. Veramente è un dolore enorme, scusatemi, non è facile. Un abbraccio ai familiari con tutto il nostro cuore. Il riscontro diagnostico sul corpo di Vania Vettorazzo ha confermato l'embolia polmonare come causa del decesso. L'esito ieri sera, in attesa che venga fissata la data dei funerali della 21enne di Preganziol, morta a seguito di un malore fatale accusato nella palestra di Dosson di Casier mercoledì, poco dopo una lezione di Pilates alla quale stava partecipando assieme alla mamma. Il cuore di Vania sarà mandato come previsto da normativa per le persone giovani con morte improvvisa al centro di patologia cardiovascolare di Padova. Ed ora cambiamo argomento, restiamo a Treviso ma andiamo al Sant'Artemio, dove ci chiede la linea il nostro Lucio Zanato. È in corso un convegno dedicato al futuro delle scuole paritarie. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Vi ho chiesto la linea perché da quello che è emerso in questo momento di incontro con le scuole paritarie qui a Sant'Artemio e sottolineato anche dal Presidente della Regione Alberto Stefani, potrebbe partire da qui il primo gradino per l'autonomia del Veneto. Sono con Simonetta Rubinato che da parlamentare ha seguito molto ed è stato uno dei fautori del 116 bis, cioè di quell'articolo che ha aperto l'autonomia del Veneto, quindi anche il referendum che abbiamo fatto nel 2017.
velocemente. Perché si potrebbe partire proprio da qua per cominciare ad avere le famose competenze di autonomia? Perché non si può chiedere tutte le materie in un colpo solo, ma si può procedere per segmenti e laddove il Veneto nel segmento sistema integrato 0-6 anni, quindi nidi e scuola dell'infanzia, è un genere a sé in Italia, è una regione dove i 2/3 delle scuole sono paritarie, il 64% dei bambini da 3 a 6 anni viene nelle scuole dell'infanzia paritarie e non alle statali, è esattamente la percentuale capovolta nel resto dell'Italia. Per cui bisogna trovare un vestito adatto a questa taglia. Ecco che serve una competenza legislativa primaria della regione, come c'è a Trento, che ha la stessa percentuale di scuole che abbiamo noi qui, per disegnare il sistema in modo corretto, accessibile a tutte le famiglie, che tenga conto della realtà che abbiamo davanti a noi. Possiamo pensare che si regoli un sistema così diverso dal resto del paese, con le stesse leggi che si fanno a Roma uguali per tutti, dove la scuola materna statale è al 70%, all'80%. E anche sul nido, anche qui noi con le nostre strutture in provincia di Treviso, campione di sussidiarietà, come è stato detto stamattina, noi accogliamo il 68% dei bambini 3-6 anni e accogliamo il 53% dei bambini 0-2 anni nei nidi, cioè, o meglio, non dei bambini tutti, ma del 33% che è l'obiettivo target. Comunque diciamo che sostanzialmente noi siamo un caso unico in tutta Italia. Siamo un caso quasi unico accanto alla provincia di Trento e accanto alla Lombardia, è un po' l'Emilia Romagna, poi tutto il resto è un'altra storia. Insomma, guarda caso tutte le regioni che poi stanno cercando di prendere anche loro l'abbrivio dell'autonomia. Insomma, possiamo pensare come questo punto di inizio, come diciamo prima apertura? Sì, perché ripeto, è un segmento specifico, è chiara la differenza rispetto al resto del paese e una taglia diversa ha bisogno di un vestito tagliato in modo diverso. Quindi la competenza 0-6, tra l'altro la regione ha forti competenze solo 0-3 anni, no? Quindi già di suo ha una competenza concorrente molto forte e i comuni hanno una competenza pure su questo settore molto importante. Per cui lo Stato in questo caso secondo me ha aperto un tavolo e un negoziato, come è stato detto questa mattina, proposte della FISM Veneto accolte dal Presidente della Regione e credo anche in modo bipartisan può davvero essere il punto da cui si inizia a ragionare in termini di un'autonomia non astratta ma che serve alle famiglie per fare cosa? Quali risultati? Come a Trento, la scuola dell'infanzia che sia provinciale lì o che sia equiparata, che è la scuola FISM che abbiamo noi qui, l'accesso è gratuito, non si pagano le rette. Perché? Perché è come la scuola statale, perché qui la funzione pubblica la svolgiamo noi al posto dello Stato, con un risparmio enorme da parte dello Stato che abbiamo anche quantificato nel rapporto. Per cui ovviamente dobbiamo sostenere l'obiettivo delle famiglie e dei lavoratori delle nostre scuole che hanno diritto anche loro a essere valorizzati. Oggi con un contributo di 1.000 euro a bambino da parte dello Stato contro i 7.000 che investe lo Stato nella scuola statale a bambino e contro i 9.000 che investe la provincia di Trento sempre nelle nostre scuole a bambino, voi capite che non c'è partita. Ecco, quindi un tema che il Presidente Stefani ha deciso di cavalcare proprio per cominciare a parlare direttamente con lo Stato ma anche con l'Europa. Ne parleremo meglio questa sera nel corso del telegiornale, però potremmo dire che proprio dal Sant'Artemio, da qui, è partita la scintilla forse per il primo scalino dell'autonomia del Veneto. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora nel Vicentino perché il rischio di inquinamento delle falde nelle aree a ridosso di Montecchio Precalcino preoccupa i cittadini. Il comitato contrario all'ampliamento di Silva SRL chiede rassicurazioni a provincia e regione. A Montecchio Precalcino il comitato Tuteliamo la Salute ai Cittadini è radunato proprio nei pressi dello stabilimento della Silva. Alle nostre spalle proprio la parte che riguarda il possibile ampliamento, un progetto che preoccupa i cittadini, il comitato che si dà battaglia per ottenere comunque una revisione e una sospensione alle autorità, proprio perché questa possibilità di vedere stoccati dei nuovi rifiuti speciali oltre alle sabbie e alle argille di fonderia potrebbe essere un elemento di grande preoccupazione per le zone di ricarica
dell'acqua. Ecco, il comitato che ha una zona che è stato ascoltato anche attraverso i primi cittadini in regione, è un dibattito che è all'ordine del giorno, insomma chiede tempo anche per elaborare tutto quello che è un complesso procedura burocratica, ecco, lì è importante prima di dare un parere, ma ci sono numerose questioni sul tappeto. Ecco. La memoria storica, vero lei, che cosa diciamo, che cosa chiediamo davanti? Sono Caretta Mariano, un rappresentante del Comitato Tuteliamo la Salute di Montecchio Precalcino. Rispetto a quello che è successo in questi giorni dell'incontro in regione dei sindaci, noi naturalmente ci aspettiamo che vengano soprattutto messe in evidenza quello che sono le aree di salvaguardia, che la Regione approvi velocemente queste aree di salvaguardia come ci era stato promesso dai candidati prima delle elezioni regionali. L'assessore ha detto che entro aprile verranno approvate e naturalmente noi speriamo, quindi chiediamo che tutta questa pratica venga al momento sospesa in attesa di questa decisione. Altra questione che noi come Comitato abbiamo sollevato, l'abbiamo sollevata in Europa. Abbiamo presentato una mozione, questa mozione è stata accolta dalla Commissione europea e verrà discussa a breve, nel giro di breve tempo, perché noi riteniamo che ci siano delle situazioni incompatibili con la normativa europea. Quindi chiediamo solo del tempo, visto che la cosa è partita più di un anno fa e è ancora viva. Quindi chiediamo solo un po' di tempo per ragionare su questo discorso delle aree di salvaguardia già approvate da Ato Bacchiglione e quello che nascerà dalla Commissione europea. Ecco, come aveva anticipato, questa riunione che interessa gli enti, la Regione, ma per la provincia di Vicenza anche la provincia, oltre che i sindaci dei comuni. E a proposito di politica c'è anche una questione che riguarda degli impegni. Voi siete qui anche a chiedere conto degli impegni che erano stati presi sia dai sindaci sia dagli amministratori. Che cosa chiedete? Allora, io sono Caretta Beniamino, faccio sempre parte del comitato e la nostra preoccupazione è le promesse che erano state fatte appunto a Due Ville con tutti i candidati sia di opposizione che di maggioranza, che sono stati anche eletti alcuni, che avrebbero preso a cuore e subito in mano la questione delle zone di salvaguardia, perché per noi era una cosa fondamentale e lo stiamo vedendo anche per la provincia, che diventa una questione molto difficile da definire, perché non è facile prendersi le responsabilità, però devono decidere e c'è un po' di passapalla fra uno e l'altro. Ecco, la Regione per noi dovrebbe avere preso in mano subito, perché da novembre che è stata eletta, portarla ad aprile sarebbero 6 mesi dopo le elezioni, quindi dico si poteva benissimo aver già fatto o aver calendarizzato il passaggio per tutelare queste aree, così la provincia poi avrebbe anche i documenti in mano per poter gestire la questione. E ritorniamo in provincia di Treviso per tornare a parlare dei furti che hanno colpito nelle ultime ore soprattutto la fascia pedemontana della provincia, Tarzo in particolare, almeno 5 le abitazioni che sono state prese di mira dai ladri, tra queste anche quella dell'assessore Baldassar e della sua compagna, ed in paese crescono rabbia ed esasperazione. L'emozione però dell'adrenalina, ero veramente incazzato, non so se si può dire in televisione, ma schieto netto mi sei ciappe che spaghi io, queste persone qua. C'è ancora l'agitazione e la rabbia nelle parole di Simone Baldassar, assessore alla protezione civile del comune di Tarzo, che ieri sera si è trovato faccia a faccia con 2 ladri armati di spranghe dentro il giardino di casa. Al primo impatto pensavo fossero mio fratello e la sua fidanzata, che vengono sempre a prendere il cane per fare 2 passi. Infatti non avevo, mi sono avvicinato quando ho visto che erano con il passamontagna, avevano dei piedi di porco in mano, delle spranghe, e io gli ho corso dietro fino al cancello. Dopo loro sono stati più agili di me a saltare e a correre giù per la strada provinciale, poi sono spariti dietro al cimitero. Subito Baldassar ha chiamato i carabinieri e poi il papà che abita nella stessa casa. Mi ha telefonato papà i ladri. Io sono venuto su, ma ormai erano andati via, insomma. Una fortuna che ha trovato lui a casa, perché non so, altri. So che poi sono intervenuti i carabinieri, subito dopo 5 minuti erano qua, hanno trovato una sparanga all'interno nel cortile del mio fratello. E questo non è stato l'unico episodio. A Tarzo, qualche ora prima, a trovarsi faccia a faccia con il ladro è stata la compagna dell'assessore che abita poco distante. E dentro a casa alle 10:30 del mattino, dentro a casa.
E ancora, ieri sera ladri in azione in via Filippi, in via Diaz, con un rincorrersi di segnalazioni nella chat del controllo di vicinato, almeno 5 i casi segnalati. Stazionano anche sul posto, anche nonostante ci fossero state ieri sera 3 o 4 pattuglie che giravano, se stazionano sul posto, perché continuavano indisturbati. La signora Antonella Cecchinelle, che abita a poche centinaia di metri da casa dell'assessore, ha scoperto il furto rientrando a casa alle 8 di sera. E al mio rientro mi sono accorta che la porta era socchiusa e avevano sforzato, sono entrati e hanno portato via quel poco di oro che mi era rimasto, perché erano già passati negli anni precedenti. Amarezza, rabbia? Amarezza perché è la terza volta, diciamo, no? Fa un po' rabbia, ma non dico che ormai siamo abituati, ma si sente tutti i giorni, ormai è una cosa anche un po' anche intollerabile. Ed il Comune intanto a Tarso sta predisponendo un bando con incentivi per installare sistemi d'allarme nelle case. Intanto i carabinieri indagano su bande di trasfertisti dall'est. Il problema è legato soprattutto al fatto, a nostro avviso, della vicinanza all'autostrada e quindi l'accento delle persone che ieri sera si sono allontanate era un accento dell'est, quindi si presume siano anche persone pendolari che partono dai loro paesi d'origine per venire qui a delinquere e poi rientrare, e la vicinanza all'autostrada, e se pensiamo che in un'ora e mezza si riesce a essere a Trieste, è molto facile. È un'area da tempo bersagliata dai furti, quella tra Tarso e Vittorio Veneto. Spesso sono bande di trasfertisti dall'Europa dell'Est. In quest'ultimo caso si indaga su un'auto sospetta segnalata ieri sera, che coincide per tipologia con quella legata ad un furto messo a segno l'estate scorsa a Corbanese. Nella maggior parte dei casi i ladri colpiscono in abitazioni vuote o che vengono ritenute tali dai malviventi e prive di sistema d'allarme. Quindi come Comune ci siamo attivati, faremo uscire adesso a febbraio un bando dove il Comune contribuisce fino al 25% della spesa per l'installazione di impianti d'allarme nelle abitazioni, in modo da avere il maggior numero di case possibile che siano dotate di un impianto d'allarme. Questo è molto importante. Comunque l'attività che stiamo facendo anche con la Polizia Locale, c'è una sinergia tra la Polizia Locale e i Carabinieri, dove la Polizia Locale sta cercando di sollevare i Carabinieri da delle incombenze sulla parte stradale, di modo che questi possono concentrare maggiormente risorse sulla parte proprio legata ai furti. Ed è stato individuato e denunciato l'autore di 3 tentati furti ai danni di esercizi commerciali di Vittorio Veneto. Gli episodi risalgono al 23 maggio scorso. Il responsabile è un 21enne marocchino con precedenti. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per le indagini svolte che hanno consentito di individuare il responsabile dei tentati furti che sono avvenuti l'anno scorso in città. Mi sento anche di sottolineare un aspetto importante, cioè l'aumento dei militari, della presenza dei carabinieri in città, e che unitamente al lavoro della polizia locale sta dando buoni risultati sotto l'aspetto della sicurezza urbana. È stato individuato e denunciato l'autore di 3 tentati furti ai danni di esercizi commerciali commessi nella notte del 23 maggio scorso in città. Si tratta di un 21enne marocchino disoccupato e con precedenti di polizia, regolarmente presente sul territorio nazionale, residente in provincia dell'Aquila, ma di fatto domiciliato a Vittorio Veneto. L'identificazione è stata possibile grazie ad un'intensa attività investigativa che ha incluso, oltre all'analisi delle immagini di videosorveglianza, anche molte testimonianze di titolari e cittadini. Ad essere oggetto delle tentate spaccate, tutte nella stessa notte e con modalità analoghe, furono i bar Il Ventennale in via Martiri della Libertà, il bar San Marco in piazza Foro Boario e la pasticceria Dolomiti in piazza Flaminio. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nord aliquota radiomobile, si sono concluse nella mattinata del 22 gennaio. E scene da film a Cavisano Vicentino, inseguimento per le vie cittadine. Alla fine i carabinieri bloccano un'auto rubata e arrestano un 20enne, 3 le persone denunciate.
Fuga a folle velocità per le vie del centro abitato di Camisano Vicentino. Momenti di alta tensione. Tutto comincia alle 6 di sera quando i carabinieri notano un'auto di grossa cilindrata che si aggira in modo sospetto in via Negrin. Chi è alla guida, quando si accorge della presenza dei militari, accelera, si dà repentinamente alla fuga e ne nasce un inseguimento da parte dei carabinieri con la sirena e i lampeggianti. La macchina in fuga però tampona un autocarro. A quel punto i carabinieri la affiancano e la bloccano, tutto davanti agli occhi esterrefatti dei commercianti e dei passanti. È stata una scena abbastanza particolare, perché abbiamo visto, eravamo proprio tutti qua, quindi abbiamo visto questa macchina sfrecciare. Per fortuna che ha preso un camion, perché l'ha rallentato la scena, la cosa, e i carabinieri che sono arrivati subito dietro, quindi veramente è stata una scena da film, e sono riusciti a bloccarli. E è stata una cosa incredibile, perché siamo usciti tutti, noi clienti, perché una cosa così non l'abbiamo mai vista. Siamo stati molto fortunati che non è successo niente di grave, perché in quell'orario, verso le 16:30, qua c'erano diverse persone che attraversavano anche la strada, le quali hanno avuto un potenziale pericolo. A bordo dell'auto in fuga un ventenne moldavo che vive a Villafranca Padovana, già noto alle forze dell'ordine, deferito in stato di libertà per concorso in ricettazione. L'uomo viene immediatamente arrestato. Con lui in macchina anche un 21enne e un 16enne, entrambi italiani di Camisano Vicentino, e una 34enne lettone residente a Giacciano con Baruchella in Polesine. I tre sono stati denunciati. Le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nell'auto, risultata rubata a Badia Polesine il 17 gennaio, sono stati trovati e sequestrati vari arnesi da scasso. Insomma, l'operazione si è conclusa nel migliore dei modi e difficilmente l'inseguimento di Camisano verrà dimenticato da chi l'ha visto. È andato tutto bene, siamo sentiti molto sicuri, però è stata una scena particolare, c'erano un sacco di persone, infatti qua fuori che guardavano. 16 anni di reclusione, questa è la richiesta di condanna formulata nei confronti di un quarantenne residente nell'Interland di Vittorio Veneto, accusato di violenza sessuale aggravata dall'età della presunta vittima, appena 10 anni. Si tratta della figlia di quella che è diventata poi la sua ex compagna. Il dramma si sarebbe manifestato nell'agosto del 2023, molestie ed attenzioni morbose. Più volte l'uomo si sarebbe intrufolato nel letto della bimba, che poi aveva raccontato tutto alla madre, e si era rivolta anche al parroco. Nei confronti del quarantenne sono emersi pesanti indizi ed accuse. In passato l'uomo italiano avrebbe molestato pesantemente anche le sue sorelle, particolare agghiacciante emerso in corte d'assise, dove ora si attende la sentenza. E si è concluso a Belluno il procedimento penale nei confronti di un bellunese di 53 anni incensurato, accusato di tentata violenza sessuale ai danni di un minore. I fatti risalgono a febbraio dello scorso anno e sono durati per circa un mese. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della squadra mobile, l'uomo ha approcciato online mediante l'applicazione Telegram un minore e i messaggi inequivocabilmente avevano natura sessuale. Durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 53enne, i poliziotti hanno trovato e sequestrato numerosi giocattoli erotici e apparecchiature multimediali. L'uomo ha patteggiato la pena, che è stata sospesa, subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero. Ed ora andiamo nella vicina regione del Friuli Venezia Giulia per gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio, suicidio di Latisana. Sentiamo. È giallo a Pertegada sui fatti accaduti nella bifamiliare di via Casette, dove giovedì sono stati trovati i corpi senza vita degli anziani coniugi Luigina Rossi e Luigi Codotto. Lei è morta per i violenti colpi inferti al capo con un'accetta dal marito, secondo la prima ricostruzione. Poi lui si è tolto la vita. Come lo ha fatto, dalle ultime ore, è diventato un mistero. Da fonti investigative si apprende che sul corpo dell'uomo
trovato completamente nudo, non ci sarebbero segni di ferite da taglio, smentendo dunque la prima ipotesi che avesse usato il coltello da cucina ritrovato vicino al cadavere per trafiggersi il torace e suicidarsi dopo aver ucciso la moglie in camera da letto. A questo punto solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte di Luigi Codotto, che potrebbe aver ingerito qualche sostanza per avvelenarsi, e questo spiegherebbe l'altro mistero del riferimento all'acqua da non aprire nel biglietto lasciato in cucina, in cui si legge «L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli». Un riferimento sul quale gli investigatori dovranno far luce e gli aiuterà l'esame autoptico che sarà effettuato la prossima settimana dal medico legale Carlo Moreschi. I corpi dei due anziani sono stati trasferiti nel frattempo nell'obitorio di Latisana. Linea alla regia per la pubblicità. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di anziani, di case di riposo, ma non solo. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Mauro Michelon, presidente di Enea. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Allora, Enea è questo nuovo ente educazione ed assistenza, nato di fatto possiamo dire ufficialmente con il nuovo anno dalla fusione tra ISRA e la Piani Turazza, un'unione diciamo di competenze e di forze che hanno costituito di fatto quella che è l'IPAB più grande della nostra regione, anche tra le più grandi del paese. Micheloni, innanzitutto vogliamo spiegare anche a chi ci sta seguendo da casa che cos'è questo Enea e quali sono le sue funzioni, che cosa cambierà quindi diciamo rispetto a quanto siamo stati abituati finora a vedere, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e poi nello specifico per i 130 bimbi per quanto riguarda coloro che frequentano la Piani Turazza. Sì, in realtà non cambierà nulla perché la fusione è stata tra due IPAB, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, dove l'idea è stata quella di fondersi per dare un miglior servizio ai cittadini, anche perché dare un servizio rispetto alle mutate condizioni sociali. Per chi i nostri residenti e anche per i bambini che frequentano l'IPAB Piani non cambia nulla, vorrei dire che cambia solo il nome. L'idea di questa fusione è stata quella di unire le forze, di fare il sistema per rispondere a due grosse esigenze del nostro tempo. Uno è l'assistenza agli anziani rispetto a un paese che è il nostro, che è il secondo paese più longevo al mondo. E la seconda rispetto al calo della natalità, perché c'è un vero rischio effettivo che tra un po' di anni, se continuano a calare le nascite, vengono meno anche alcune strutture di asili nido o diciamo le scuole per l'infanzia. Perciò abbiamo deciso di fare questa fusione per essere pronti a rispondere anche a un'eventuale esigenza di prendere in mano la gestione di eventuali asili nido o scuole per l'infanzia. Ecco, di fatto volevo solo dire che oltretutto abbiamo aumentato quegli scopi, perciò potremo fare anche formazione, ricerca, perciò abbiamo anche ampliato gli scopi di questa nuova IPAB Enea, che come ha detto lei è ente educazione e assistenza. Ecco, di fatto possiamo dire comunque che ci saranno anche delle fusioni di quelle che sono le competenze, quindi per ISRA saranno anche delle nuove competenze per quanto riguarda appunto la prima infanzia, il nido e quindi forse possiamo anche dire un po' questa integrazione tra generazioni diverse. Sì, infatti lo scopo è noi prima curvavamo solo diciamo le persone fragili tra virgolette gli anziani, adesso con questa fusione andremo anche a curare le persone fragili che sono i bambini della prima infanzia.
diciamo che andiamo a completare il nostro ciclo, seguiremo le persone dalla prima infanzia fino alla vecchiaia. Ecco, che cosa significa quindi essere questa, la stanno già chiamando tutti, no? Una super IPAB, proprio perché, l'abbiamo detto, è la più grande del Veneto, tra le più grandi in Italia. Sicuramente è una sfida importante e questa fusione è stata fatta anche per una questione di economia di scala, per risparmiare anche i soldini, che è una cosa importante. Una sfida importante perché diciamo che con l'IPAB Enea ha acquisito una nuova competenza, che è quello che riguarda gli asili nido dell'infanzia. Siamo pronti, come ho detto prima, eventualmente, se ci fosse bisogno, di accollarci la gestione di eventuali asili nido o scuole per l'infanzia che dovessero decidere di chiudere. Ecco, la nostra idea è di aumentare i servizi alla collettività. Ecco, noi abbiamo fatto questa fusione con questo obiettivo: aumentare i servizi alla collettività, soprattutto della comunità trevigiana, ma anche della provincia. Ecco, a proposito di economie di scala, c'è anche un'altra partita, diciamo, che si è affacciata in quest'ultimo periodo, che è quella del GRIS di Mogliano, no? Sì. Allora, diciamo, noi il GRIS di Mogliano, e parliamo solo esclusivamente della casa di riposo, non dell'IPAB GRIS, ma solo della casa di riposo. Da 5 anni il nostro direttore Giorgio Pavan è anche direttore del GRIS. L'idea con il commissario Specchio è quella che attualmente gestisce il GRIS, è quella di dare in gestione per 5 anni la casa di riposo GRIS a Enea. Questa è un'ulteriore sfida. Però, ripeto, sono già 5 anni che c'è una gestione del nostro direttore, perciò conosciamo molto bene la struttura, perciò siamo abbastanza sereni nell'accollarci la gestione della casa di riposo GRIS. Ecco Michelon, per chiudere un po' una domanda, io gliela faccio, poi vediamo se mi potrà rispondere, relativamente alle nomine di Enea. L'ho presentata giustamente come presidente di Enea, già presidente dell'ISRA, ma abbiamo sentito, insomma, che c'è un po' di maretta anche tra le forze politiche in città a Treviso su queste nomine. Giusto una settimana fa, all'inaugurazione del co-housing, il sindaco di Treviso disse: fuori la politica dalle nomine, ma non sembra proprio essere così. Ma il sindaco ha 25 curriculum, mi risulta, e andrà a scegliere le persone in base alla competenza dei curriculum degli stessi. Ritengo che la politica poco c'entri rispetto alla cura dei nostri anziani, dei nostri bambini. E ritengo che ci debba essere all'interno del CDA la competenza per fare meglio. Ecco, dopodiché al sindaco spetta fare la sintesi. Grazie, allora Michelone, io la ringrazio per essere stato con noi, naturalmente tanti auguri, no, per questa nuova sfida che sicuramente rappresenta un elemento molto importante per il nostro territorio e per quelle che sono proprio le sfide da affrontare in futuro. Ne parliamo molto spesso, no? Da un lato l'invecchiamento della popolazione, dall'altro la denatalità, e quindi sono tutti aspetti di una riorganizzazione anche della nostra società che gioco forza, insomma, bisogna affrontare. Grazie ancora a Mauro Michelon. La ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie. A lei, buon lavoro. Noi proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Vicentino per raccontarvi una vicenda sicuramente sconcertante, che è quella messa in luce da un'indagine dei carabinieri di Altavilla Vicentina, che hanno scoperto un vero e proprio tempio di falsari, exit pass falsi dalla discoteca, carte contraffatte, banconote false, complessivamente una truffa da 20.000 euro.
Exit pass utilizzati in modo fraudolento in una discoteca di Vicenza. È il gestore del locale a fare la segnalazione ai carabinieri. Gli investigatori della stazione di Altavilla Vicentina avviano le indagini che portano a denunciare 2 giovani, un bosniaco di 19 anni che vive a Camisano Vicentino e un 20enne italiano che abita a Grumolo delle Abbadesse. L'accuse di truffa e falsità materiale per aver ideato, fabbricato, ceduto e utilizzato più volte negli ultimi 6 mesi exit pass falsi per la discoteca, recando un danno economico del valore di 20.000 euro. Ma allo stesso tempo sono stati denunciati altri 4 giovani, un 20enne padovano di Campodoro, 2 diciottenni, uno di Camisano e l'altro di Vicenza, e un 21enne di Grumolo delle Abbadesse. Tutti sono stati chiamati a rispondere del reato di truffa per aver utilizzato exit pass falsi all'interno del locale l'11 gennaio del 2026, creando un altro danno alla discoteca per 600 euro. Il 21 gennaio i carabinieri hanno effettuato delle perquisizioni nei confronti di un diciottenne di Creazio e di un 24enne di Grumolo delle Abbadesse che, a quanto risulta da ulteriori indagini, avrebbero provveduto materialmente alla contraffazione degli exit pass utilizzati per le truffe. Nel bosco di una zona collinare poi è stato trovato sepolto materiale utile alla contraffazione, tra cui una stampante, carta termica in rotoli, tessere drink card di diversi locali e 23 banconote false da 5 euro. In un'abitazione sono invece state trovate 11 drink card usate in vari locali, un computer portatile e un tablet. Entrambi i giovani sono indagati per truffe in concorso. Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori presumono che ci possano essere altri locali del Vicentino dove è stato utilizzato lo stesso modus operandi. Latitante dal 2019 dopo una condanna definitiva per associazione dedita allo spaccio di droga in diverse località del veneziano, 39enne albanese è stato rintracciato e arrestato a Dubai su mandato della Procura di Venezia. Al termine di 7 anni di latitanza, un 39enne albanese, ritenuto dalla Procura di Venezia vertice operativo e decisionale di un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga in mezza provincia di Venezia e in altre zone del Veneto, è stato rintracciato e arrestato a Dubai dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti su indicazione della Polizia di Stato italiana. Le indagini della Squadra Mobile di Venezia e del Servizio Centrale Operativo, condotte tra l'altro con l'impiego di tecnologie avanzate nel campo della sorveglianza elettronica, hanno consentito di arrivare al ricercato anche attraverso gli spostamenti dei suoi familiari. L'avvocato Fabio Crea non ha ancora avuto modo di contattare il suo assistito. Nel momento in cui viene arrestato in uno stato estero, in particolar modo negli Emirati Arabi, non è che viene avvisato il difensore italiano. Se e quando sarà portato in Italia, allora avrò modo di incontrarlo. Verificherò attraverso il Ministero della Giustizia quelle che sono le condizioni detentive negli Emirati Arabi e se è il caso andrò a trovarlo. In quel momento saprò quelle che sono le sue scelte, che sono scelte assolutamente personali. La Procura di Venezia ha ricordato che all'epoca dei fatti l'oramai ex latitante viveva a Noale e curava direttamente la gestione dei canali internazionali di approvvigionamento degli stupefacenti, dirigendone poi la distribuzione sul territorio veneziano e in diversi centri della provincia, tra cui Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo. Quello che viene indicato, è stato indicato nella stampa, è un cumulo di 3 sentenze, 2 per stupefacenti e un reato di lesioni. Il residuo pena è di 7 anni e 3 mesi e quindi qualora dovesse essere portato in Italia ci sarà da espiare un paio d'anni, tenuto conto che 2 anni li aveva già fatti in custodia cautelare e poi potrà accedere alle misure alternative come l'affidamento in prova, essendo soggetto radicato anche nel territorio italiano. L'arrestato è già stato condannato a 8 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Le sentenze sono definitive. In primo grado era stato condannato a 12 anni e 9 mesi, in quanto il giudice di Venezia aveva ritenuto che fosse il capo promotore dell'associazione, accusa poi che siamo riusciti a far cadere e derubricare avanti la Corte d'Appello con una cospicua riduzione di pena. Da 12 anni e 9 siamo andati a 5 anni e 4 mesi proprio in considerazione della esclusione del suo ruolo verticistico. Commerciabile, questo l'obiettivo del consigliere leghista Stefano Valdegamberi, pronta una mozione che presto potrebbe arrivare in Consiglio regionale. Ma l'Utria fa bene, guarda,
faremo il duplice vantaggio. Intanto è una carne che non è processata come la carne che mangiamo nelle scatolette, che fa schifo, e ho visto gli scandali che derivano. È proteica, non ingrassa e risolveremo un problema. Non si tratta di una boutade. Stefano Valdegamberi stavolta ha tutta l'aria di fare sul serio, con l'obiettivo di presentare a breve una mozione in Consiglio regionale per rendere commerciabile la carne di nutria, specie che in Veneto ormai ha trovato un suo habitat, proliferando e diffondendosi ben oltre gli argini dei nebbiosi canali di pianura. In Francia e in Patagonia il castorino di palude, così viene anche chiamato in gergo, si trova nei locali e nei ristoranti gourmet, insomma una prelibatezza. È un piatto tradizionale in molti paesi del mondo, c'è la cucina francese, un chilo di nutria, di filetto di nutria costa 40 euro e c'è il patè di ragordin. Faccio veramente fatica. Avremo la possibilità di trasformare un problema in una risorsa, ascoltate me. Di fatto, fa intendere il consigliere della Lega, si tratta di mutuare la logica adottata per il granchio blu ora nei negozi. Ciò che vale per il mare varrebbe a maggior ragione per la terra. Lo stesso Valdegamberi nell'autunno scorso si era immortalato mentre addentava un pezzo di nutria al forno con il sugo, accompagnato da un bicchiere di Clinto, opzione enogastronomica che il leghista veronese vicino al generale Vannacci rilancia a Ring imbracciando la chitarra, e questo in attesa che l'assemblea di Palazzo Ferrofini si pronunci. Che sarà, che sarà, che sarà, Valdegamberi. Che sarà della mia vita, chi lo Valdegamberi, sarà? dica la verità, è la nutria che dà la forza per la voce, vero? Non mi sente più ormai. Ormai sì. Sarà quel che sarà. È pronto per Sanremo. Torniamo nel bellunese, ora enti e istituzioni a confronto a Sedico per il prologo degli stati generali della provincia che saranno convocati in primavera. Qui deve iniziare un percorso che deve mettere insieme tutti, le istituzioni, i portatori di interesse, le categorie, il mondo delle parti sociali, perché dobbiamo costruire il futuro, non possiamo sempre pensare che siano gli altri, dobbiamo essere noi i protagonisti. L'occasione è ghiotta, da un lato il motore olimpico, dall'altro il riordino territoriale. Già, ma come si costruisce la provincia di Belluno del prossimo futuro? A Villa Patta di Sedico, enti e istituzioni hanno iniziato il confronto nel prologo degli stati generali della provincia che saranno convocati a primavera. Noi costituiremo fondamentalmente 3 tavoli che saranno orientati verso la parte produttiva, quindi industriale, quella legata ai servizi e quella del riordino istituzionale. Questi 3 tavoli lavoreranno tra il mese di febbraio e il mese di aprile-maggio con tutta una serie di componenti che andremo ad individuare in modo da presentare quella che è la proposta di futuro del nostro territorio voluta da noi. Mattinata intensa, platea popolata con i sindaci in prima fila assieme ai rappresentanti delle categorie economiche e degli enti intermedi. L'analisi sulla situazione demografica e socio-economica del bellunese a cura della CGA di Mestre ha evidenziato le criticità del territorio, crescita dell'età media con la prospettiva ineludibile per i prossimi anni di mancanza di forza lavoro, con il rischio di andare in crisi non solo in termini di servizi essenziali ma anche con il lavoro. All'avvocato amministrativista Enrico Gaz il compito di fare il punto sullo stato di attuazione delle riforme. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese è un punto di guado tra una situazione superata, che è quella dell'essere candidata all'ordinamento a provincia pura e semplice, a una meta non ancora raggiunta, che è quella della specificità amministrativa, che va guadagnata attraverso riconoscimenti di forme adeguate di autonomia, sia per effetto della legislazione statale sia per effetto della legislazione regionale. Diversa la questione legata al ritorno all'elettività diretta dell'ente provincia, tema di strettissima attualità dopo il via libera del Senato al nuovo statuto regionale del Friuli Venezia Giulia. La provincia di Belluno non deve temere di aver necessità di nuovi riconoscimenti, perché già lo statuto e già la legge dello Stato in quanto provincia alpina di confine riconoscono quanto le spetta. E sono in vendita da oggi biglietti per il servizio di autobus diretto Treviso-Cortina d'Ampezzo, arrivato da Mom in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, un collegamento pensato per consentire a cittadini, turisti e famiglie di scegliere il giorno di viaggio, raggiungere Cortina e rientrare in giornata al costo di 25 €, evitando quindi l'utilizzo dell'auto privata. Il servizio
servizio sarà attivo dal 4 al 22 di febbraio con corse da Treviso e fermate a Conegliano, Vittorio Veneto e Calalzo di Cadore. È iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina, che scatteranno ufficialmente il 6 febbraio prossimo, ed in vista della grande kermesse mondiale anche la MOM di Treviso offrirà il proprio contributo con uomini e mezzi di ultima generazione. Dolomiti Bus ci ha chiesto un aiuto sugli autisti e i mezzi, noi daremo 15 autobus, ovviamente di ultima generazione. Abbiamo 20 autisti che vanno ovviamente a fare in servizio dal giorno 6 al giorno 22 e abbiamo 4 steward, quindi contribuiamo anche noi alle prossime Olimpiadi che saranno ovviamente a Cortina. Si tratta di bus dove saranno installati panic button per chiamare in caso di necessità le forze dell'ordine in tempi brevissimi e dove i controllori potrebbero già sperimentare le bodycam arrivate in questi giorni alla MOM e pronte per essere usate anche nei bus cittadini. Con le bodycam stiamo già ormai a punto, dovremmo introdurle soprattutto nei verificatori, li abbiamo già in casa, quindi sarà un problema solo di qualche giorno. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, aver comprato nel 2025 130 autobus e 86 sono prossimi nel 2026, vuol dire che tutti questi autobus sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza. Ovviamente il principale il panic button che permette di attivare in tempo reale tutte le telecamere, quindi in contatto diretto con le forze dell'ordine, quindi tutti i dispositivi che poi possono essere di garanzia per la guida dell'autista. Quindi stiamo facendo degli investimenti importanti anche in questo campo. Si stanno mettendo a punto le regole nazionali per l'abbattimento dei lupi. In Veneto l'autorizzazione riguarda appena 4 esemplari. Sono 160 gli abbattimenti di lupi autorizzati in tutta Italia. La decisione è arrivata dal Ministero dell'Ambiente e da ISPRA, facendo seguito all'aggiornamento della direttiva europea Habitat che da maggio aveva abbassato il grado di protezione del lupo da strettamente protetto a protetto. I 160 capi da abbattere corrispondono a circa il 4% della popolazione del predatore presente nella nostra penisola. Tradotto sulla mappa geografica vuol dire 22 esemplari in Toscana, 16 in Piemonte, 15 nel Lazio, altrettanti in Emilia-Romagna. Al Veneto, dove risultano presenti 15 branchi di lupi, è toccata una quota di appena 4 lupi. Pensando a quanto la fascia pedemontana sia stata martoriata da predazioni, avvicinamenti alle case e ai centri abitati, si tratta di un numero alquanto ridotto. Abbiamo delle criticità importanti con anche possibili rischi sul territorio. Il fatto di avere così tanti animali che poi vengono anche, è brutto dire, eliminati purtroppo con metodi fai da te, come è successo 7-8 mesi fa con l'avvelenamento, oppure come è successo l'altra sera da un incidente proprio in pieno centro urbano, è la dimostrazione che gli animali ormai non stanno più in aree recluse ma sono proprio a ridosso delle aree urbane e in quasi pieno centro cittadino. La norma per gli abbattimenti arriva dunque un po' tardi rispetto a quanto già si è fatto in modo silenzioso e al di fuori del consentito. Alcuni allevatori amalgari hanno già deciso di abbandonare la montagna non avendo sufficienti tutele per la propria attività. Attendiamo la nuova norma per capire come si evolverà la situazione e quali passi farà la Regione. Ripeto, non è una questione di sentimentalismi, è sapere cosa realmente possiamo fare per tutelare i nostri cittadini, né di più né di meno. Di sicuro i lupi in Veneto sono più di 100, che risulta essere il numero ufficiale comunicato dalla Regione al Ministero. Avere un censimento più preciso consentirà anche di fare interventi più mirati e proporzionati. La cultura e l'arte ha uno scopo didattico, la piccola riproduzione della Cappella degli Scrovegni che dopo essere stata esposta in Italia e nel mondo ora torna a Padova. La Cappella degli Scrovegni, come non l'avete mai vista, quella che vedete è la riproduzione in scala 1:4 della celebre opera di Giotto e che per anni ha fatto il giro del mondo. Il modello ligneo della Cappella degli Scrovegni nasce da un'idea maturata nel 1987 in occasione delle celebrazioni del 650° anniversario della morte di Giotto, con l'obiettivo di realizzare uno strumento capace di promuovere il comune di Padova e il Veneto in Italia e all'estero. Realizzato nei primi anni 90, il manufatto riproduce fedelmente il ciclo completo dei celebri affreschi di Giotto, compresa la famosissima volta
nota attraverso pannelli fotografici collocati all'interno di una struttura visitabile. Ora è tornata a Padova e la provincia, proprietaria del manufatto, l'ha data in prestito all'assessorato alla cultura del comune capoluogo. Finalmente la nostra cappellina degli Scrovegni troverà nuova vita grazie a un accordo con il comune di Padova, con l'assessorato alla cultura guidato da Andrea Colasio, e diventerà strumento didattico divulgativo in città. Ecco, quindi dopo aver girato il mondo e toccato tutti i continenti nel corso degli ultimi 20 anni, oggi è diventato uno strumento che può essere ancora utile per spiegare da vicino, ecco, i bellissimi affreschi di Giotto del ciclo trecentesco, e quindi non è più conveniente portarli in giro per il mondo perché oggi i costi sarebbero troppi e la tecnologia ha ampiamente superato questo tipo di strumento, che però è stato utilissimo nel corso degli scorsi decenni, ma è ancora utile, quindi trova nuovo uso e lo farà proprio qui in città a disposizione delle politiche culturali e museali. Ed era l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo come sempre subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo e le previsioni appunto sul nord-est, dove finalmente tanto attesa è scesa e sta continuando a scendere la neve in montagna fino a quote collinari. Dopo ci sarà la ricetta del giorno, ancora dalle 13:43 l'appuntamento è con la rubrica Agricoltura curata da Lucio Zanato. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, a tutti un buon pomeriggio.